Attacco al centro vaccinale di Noventa Vicentina, un blitz vandalico, un atto di inciviltà. Qualcuno nella notte in via Frassenara deturpa i muri della sede in cui da mesi gli operatori sanitari vaccinano i cittadini. Ad accorgersene per primi i carabinieri che pattugliano le strade del paese del Basso Vicentino. Sono i militari a segnalare l'atto vandalico. Scritte come "Vali una dose" o "Cavie umane", che appartengono alla narrativa Novax, verranno ripulite dall'Urso Atoberica in accordo col comune. Queste scritte che vedete non hanno bisogno di commenti, diciamo che non sono assolutamente una manifestazione di libertà di pensiero, ma una chiara, evidente manifestazione invece di idiozia. Dispiace che ci siano queste situazioni che adesso implicano ovviamente una perdita di tempo di operai e delle spese pubbliche per ripristinare e pulire questa parete. Comunque ringrazio i nostri operatori sanitari, medici, che in maniera puntuale e professionale da più di un anno sono qui a portare avanti la campagna vaccinale, quindi a loro va tutto quanto la nostra solidarietà.